Se avete perso i precedenti episodi, basta andare sul profilo Instagram o Facebook di Salvatore Architravo, che posta sempre le sue malefatte subito dopo. Buongiorno Salvatore, come stai? Buongiorno a tutti. Tutto bene? Tutto bene. Allora, venerdì, giovedì abbiamo parlato di vino, ci piace, non ci piace, abbiamo dato le etichette, come si riconosce un buon vino, o male capo con vini bianchi, il rosso che porta sonno e bla bla bla. Eccetera. A me venne in mente una canzone di uno che sta un po' alticcio e che dice una serie di cose, non mi veniva il titolo, mi sono rivolto a questo giovane, vero, nipote di Mario Trevi, e lui me l'ha trovata. Qual è la canzone che stavo cercando? La canzone è Canzone Ubriaca di Giacomo e Ammario, edizione Ammario del 1932, cantata per la prima volta da Salvatore Papaccio. Mamma e ovviamente mia. è una storia, come già accennai, che è legata sempre ad una donna, al dolore di un amore non corrisposto. C'è questo signore che torna un poco ubriaco, però nel testo diciamo che è un po' che più, verso le 11 di sera nel vico buon cammino, ed è un pochino alticcio, ritorna nel suo viaggio. O Vic Buon Cammino esiste ancora, Vagliù? Non lo so. Non lo so. Va bene. Sarà stato risanato, no? Perché parliamo della poesia originale del 1912 di Giacomo. Quindi nacque prima come poesia del grande, immenso di Giacomo, studiato in tutta Italia, quello di aiuto, mamma mia, era De Maggio, scusami, vabbè, ma sono tante, ho scelto quella più popolare per far capire la statura del personaggio di Giacomo. E come finisce? Non c'è un finale, lui poi si va a cuccà, insomma. Un finale drammatico. Sì, perché purtroppo alla vena di drammaticità c'è sempre. Va bene. Vabbè, l'ascolterete, penso. Adesso l'ascoltiamo, vediamo se riusciamo a sentire pure il finale. Grazie caro Architravo, grazie. E Sam ci accorto. Sam ci accorto, allora.